Ve le spiegate a Venezia sfidando per ben 2 giorni la nebbia. Sono 2 le regate che hanno animato la città tra mare e laguna. 2 appuntamenti al Cardiopalma emozionanti, la 4ª edizione del Venice Hospitality Challenge, regata di maxi yacht legati ai grandi alberghi, una sorta di Gran Premio della vela, e il decennale della Veleziana, grande classica della vela d'altura, organizzata dalla Compagnia della Vela con 184 scafi in acqua, un colpo d'occhio unico per la città lagunare. Maxi Iena, maxi yacht dello sloveno Mitja Kosmina, fa incetta di successi, secondo alla regata dell'ospitalità, primo alla Veleziana. Sabato domina Porto Piccolo l'imbarcazione agile e ipermoderna che si è aggiudicata anche la Parcolana. Al timone i fratelli Benussi, abbinata l'imbarcazione a Casagredo. In testa sin dalla prima strambata e al giro di boa finale in netto anticipo sul resto della flotta composta da 13 scafi. Siamo riusciti a fare una bellissima regata anche oggi, stiamo conoscendo questa barca giorno per giorno e più la conosciamo più ci innamoriamo di lei e più ci dà delle sensazioni impressionanti. Devo dire, Gabriele ha fatto un lavoro impressionante su quello che è la messa a punto del team e della barca. In pochissimo tempo siamo riusciti ad avere una barca molto competitiva, l'abbiamo dimostrato in queste 4 prime regate dove non abbiamo lasciato nulla per nessuno e questo ci rende molto orgogliosi. Merito della barca, ma merito anche dell'equipaggio. Assolutamente, una barca così se non la sai usare non ci fai nulla, pertanto l'equipaggio è stato veramente molto bravo, all'altezza, concentrato, sapevano di essere i favoriti, però non hanno mollato un secondo, pertanto sono rimasti sempre sul pezzo, pronti a reagire ad ogni piccolo magari problema che si poteva presentare, che peraltro non c'è stato. Regattare in bacino San Marco in canale della Giudecca in mezzo al traffico acqueo cittadino è diverso dal solito, distrae o è più necessita più concentrazione? Ma questo è senz'altro fantastico, no? È sicuramente una regata sì, che è più una manifestazione che una cosa tecnica, perché per i limiti di canale questo però è fenomenale per avere quest'anno 13 barche, 13 maxi nel mezzo di Venezia, fantastico. La Venice Hospitality è particolare perché si svolge tra Bacino San Marco e Canale della Giudecca, tutta in laguna nel cuore del centro storico, in mezzo al traffico acqueo cittadino. A rappresentare Venezia il Moro, che però si incaglia prima di accedere al campo di gara. Una regata competitiva ma anche dimostrativa, un evento glamour per la vela con presenti sulle varie imbarcazioni campioni olimpionici ed ex Coppa America. Gioco non lo so, perché ti dico, ieri sera abbiamo avuto il nostro briefing, insomma non mi sembra, sono molto tutti affiatati e c'è voglia proprio di vincere. Tra l'altro l'equipaggio con cui gareggio ha già vinto una volta, quindi insomma c'è voglia di riprendere. È una bella sfida, insomma, penso che sia anche dal punto di vista del turismo qualcosa di importante. Venezia è una città veramente fantastica e poter gareggiare insomma, dove ci fanno poi veleggiare credo che sia qualcosa di unico, quindi penso che sia una manifestazione che è destinata a crescere con numeri ancora più importanti. Voi siete in acqua, ma i vari albergatori fremono, i presidenti di questi team. Certo, diventa sempre più, questa è la 4ª edizione, quindi è partita forse per gioco come sfida, però ci tengono sempre di più, quindi poi alla fine conta per loro, conta quasi come un'Olimpiade. Questa particolare regata che sapore ha per lei? Ma è un gioco, ma è un gioco meraviglioso, quindi difficile anche perché muovere barche così grandi in flotta in un canale così ristretto ovviamente non è semplice, però è questo il grande divertimento, dunque è una gioia. Bacino San Marco o Golfo di Trieste? Beh, tutto, ogni parte del mondo che è bagnato dal mare mi vede, cioè vorrei essere protagonista, no? di qualcosa di eccezionale. A Trieste c'è la Barcolana che è unica, questo è un altro evento unico, senza dubbio.